Scatman's World. Bella raga, c'è tutto il comandore veneziano. Fioi, la tensione è altissima. Siamo in una tappa di collina molto scorbutica. Quelle che proprio non piacciono al cume. Qua devo limitare i danni, ragazzi, eh. Qua devo veramente limitare i danni, Bardet. Ok, allora, stiamo calmi. Attenzione, Bardet ci prova. Bardet ci prova, deve essere la mia squadra però a bloccare. Deve essere la mia squadra a bloccare. Devono ricucire subito. Kaftiowski parte, partono un po' tutti, tutti ci provano. Il Cume rimane un po' indietro, ma calma. È 1 minuto e 21 di vantaggio. Il Cume ha un po' di problemi, ragazzi. Dopo le tappe, chi odia il Cume queste. Vediamo un attimo. Ok, Bardet è ancora con me. L'importante è non perdere troppo, raga. Se perdiamo, qua ci sono veramente quelli forti su queste. Mamma mia, come tirano tutti. Mi tocca andare così, ragazzi, non c'è alternativa. Bardet sta correndo come un disperato. Andiamo di gel energetico. Devo stare a ruota, fioi. Oh, ci siamo comunque, ci siamo. Praticamente non abbiamo più energie, però ci siamo. Guarda Bardet come vola, guarda Bardet come vola. Non è ancora morto Bardet, eh? Non è ancora morto. Dai, Comendone, provaci. Non perdere troppo per cortesia, eh? Il come prova a spingere adesso. Bardet, no, Bardet non ha neanche vinto la grande. Buono, buono. Perdiamo qualcosa. Insomma, dai. Forse abbiamo perso qualche secondo, non lo so. Sono teso, raga, sono teso. Kwiatkowski, grande vittoria comunque. Grande vittoria per il porco. Comincio a essere stanco, comincio a essere anche stanco, sinceramente ha fatto un qualcosa di irripetibile, un'occasione unica. Un'occasione unica, sinceramente. Vediamo la classifica. Speriamo bene, raga. Teoricamente siamo là. Ho perso 20 secondi, ho perso. Siamo a 1 minuto, mamma mia, ragazzi. Da panico. Globale a punti, Sagan. Montagna, sono nono comunque. Montagna, Fernandez primo. Giovani, vabbè, stravinto, ok. Ragazzi, in questa tappa vi devo dare la più brutta delle notizie. La tappa 18. Sta nevicando intanto, ma non è questa la brutta notizia è che ho una forma totale, quindi quella fondamentale, arancione da gialla è passata. Bardet prova a partire. No, forse no. Quindi con una forma arancione ma con ancora troppe tappe, ragazzi. Il sogno di vincere il Tour è sfumato al 99,9%. Sono stanchissimo. Una roba ora. Sono disperato. Posso solo sperare che Bardet non abbia la forza di attaccare. Altrimenti è finita. No, no, purtroppo con una forma arancione non ho mai non ho mai vinto niente. Neanche con i più forti. Di qua sto stronzo, neanche portami l'acqua, se no crepo veramente. Adesso abbiamo ancora una super discesa, una brutta salita, ma non lo so. Non lo so. E della Morena? Grazie, la ringrazio. Ok, la borraccia è arrivata. Bardet versus Veneziano, la sfida decisiva con un Cume però che ha una forma totale, una forma non di giornata, quindi proprio la forma del ciclista arancione, cioè rosso, arancio, giallo, verde. Io sono la penultima, ecco. Questa è la bella notizia del Cume. Praticamente impossibile vincere il Tour, ho fatto un miracolo ragazzi, era chiaro che scoppiavo. Vediamo sta tappa, però ce ne sono ancora tre, però uno l'ultima sicuramente in linea.
Quindi per i velocisti. Non lo so. Questa è la salita fondamentale. Devo tenere tutte e due le salite. Non devo perdere più di un minuto. Se perdo la maglia gialla non la recupero più. Calma ragazzi, calma. Quel porco di Bardet parte già. Bardet sa che sono in difficoltà. Non c'è niente da fare. Non riesco, non sto in piedi, non sto in piedi ragazzi. Non sto in piedi. Devo aumentare i giri del motore. Ma Bardet se n'è veramente... Bardet è anche in forma, allora ciao. Provo a scattare. Devo assolutamente scattare. Mamma mia, sono finito. Sono finito. Vediamo Bardet quanto ha già guadagnato. Sì, cioè, vabbè. Ma non voglio neanche... Guarda, non ci voglio neanche pensare. Ragazzi, il tour è andato. Il tour purtroppo è andato. Complimenti a Bardet. Complimenti a quello figlio di puttana di merda. Sì, ciao, sono finito. Ce la faccio più. Ce la faccio più. Anche lui Costa se ne va. Viva. Niente, non c'è nulla da fare. Non ho nessuna possibilità. Vediamo quanto sto perdendo, ragazzi. Tantissimo. Sì, 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 crollo del Cume. Era tutto pronosticabile. Crollo di Veneziano. Crollo di Veneziano. Bardet ha stravinto. Bardet mi ha massacrato. Raga, il sogno è finito. Si faccia vedere perché il sogno è finito. Bisogna mantenere almeno il podio, ragazzi. È stato un bel sogno, raga. Ma anche per quest'anno niente. Mi sono fatto un po', ero fatto un po' la bocca, mi ero fatto un po' la bocca, però non devo buttare via la stagione, il tour meraviglioso che ho fatto. Non pensarci, come, non pensarci. Però è dura un po' perché non pensavo di crollare così. Le ultime due tappe sono crollato. Andiamo a vedere quanto ho perso. Ho perso tantissimo, ho perso. Mamma mia. In realtà 1 minuto e 51, ho perso 2 minuti e passa, Bardet torna a maglia gialla. Sì, madonna, vaffanculo. Bardet torna, maglia gialla, e mo so cazzi. Noi rimaniamo migliori giovani, una cosa incredibile, podio del giro quasi sicuro. Guardate qual è il problema, ragazzi. Guardate come sono messo. C'è la forma, rimane arancione. Andiamo di simulazione rapida. Tanto queste le simulo sempre, insomma, non sono importanti. Vabbè, se non c'è una cronometro o qualcosa è finita, eh. Se non c'è un'ultima tappa di una minima speranza. Anche se guarda che furono la forma, ragazzi. Peccato che la freschezza, tutto saltato. Cronometro però... Vabbè, facciamola dai. Una cronometro comunque in piano, quindi insomma poche possibilità per il Cume. Dai, arriviamo secondi.
Secondo posto al Tour a 22 anni è una cosa pazzesca, però è chiaro che l'ho persa all'ultima tappa. Non ragazzi, siamo partiti. Siamo partiti, chiaramente il cronometro lasciamo fare a lui il tutto. Veramente sono comunque fiero di quello che ho fatto. Maglia miglior giovane, secondo posto dal Tour. Alla mia prima partecipazione oltretutto. Penso sia un record incredibile. Certo, fa male pensare che era un passo dall'impresa. Vediamo questo cronometro finale, cosa riesco a combinare. Sono troppo stanco, purtroppo la stanchezza è... Insomma, avete visto il perché ho perso questo tour. Guardiamolo fiero da solo in quest'ultima tappa, diciamo, siamo 18esimi, ciao. Faccio schifo anche a cronometro. Purtroppo anche una cronometro pianeggiante, speravo una cronometro alpina, invece niente, neanche quella soddisfazione di tentare un'ultima impresa. 15esimi. Finisce praticamente qua. Ma primo, attenzione, come cazzo è possibile? E vabbè, comunque cambia poco, insomma, cambia poco. Ho vinto una tappa, però ho vinto anche la tappa, cioè non ci credo. Bravo Kume. Il Kume porta a casa anche la tappa. Incredibile, bravo Kume. Bravo Kume. Cosa? No, non ci credo. Per 12 secondi ho la maglia rosa. Ho la maglia gialla. No, Fioi, stiamo calmi. Ho fatto l'impresa! Ho fatto l'impresa alla cronometro! Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Ma come cazzo ho fatto? Era un minuto in tutti... No, mi sono drogato. No, mi sono drogato, ragazzi. No, mi sono drogato. Ragazzi, è l'ultima tappa la maglia gialla. E l'ultima tappa è una tappa di pianura per i velocisti. Ma come cazzo ho fatto l'ultimo settore? No, non ci credo. Non riesco neanche a urlare. Impresa che va al di là di tutto. Cioè, ma quanto ha il cronometro, Bardet? Cazzo, sei 71? No, no, Fio, non ci credo. Siamo a... no, Fio, no, ragazzi, scusate, ma... Ragazzi, io penso che non ci sono parole per descrivere quello che è successo. Il più bello in assoluto video del Kuma, il più emozionante. Io non so cosa ho fatto, non lo so neanche io onestamente. Ero a un minuto di ritardo anche nel secondo settore. È successo l'impossibile. Siamo ai Champs-Élysées e siamo con la maglia gialla. Prima grandissimo successo del Kuma. Vittoria di tappa. Classifica miglior giovani e classifica assoluta. Ormai nessuno mi può strappare questa maglia gialla. Non ci credo ragazzi, è un'emozione grandissima insieme a voi. Guardate qua la Francia in tutto il suo splendore. Mi provo anche questa vittoria, anche se è impossibile, però io ci provo. Tanto. Pazzesco comunque signori, pazzesco quello che è successo. Guarda che roba stupenda. Siamo a 5 km. Vediamo un po', non rischiamo niente. Voglio vedere l'arco di trionfo, cazzo. Guardate la torre Eiffel. Eccolo qua l'arco di trionfo, eccolo qua. Eccolo qua. Ma sì, noi tiriamo lo stesso, chi se ne frega. Tanto è fatta, raga. Sto controllando che non ci sia nessuno, ok? Va a vincere, beh, Kittel va a vincere la grande. Ma sotto l'arco, il Cube va a vincere il Tour de France. Lo vinciamo noi. A 22 anni alla prima partecipazione. Silenzio.
Non ho parole, un Giro d'Italia che era... Io ho preparato perfettamente il Giro d'Italia. Andiamo a vincere il Tour de France così. A 12 secondi di vantaggio. Sono stato fortunato che tanti big o sono caduti o non lo so sinceramente perché Contador 77 ormai è vecchiotto. Quintana era sfiancato dal giro. Occasione, l'ho sfruttata in maniera devastante. Non so cosa dire ragazzi. Io vi ringrazio tutti, chiaramente la serie non finisce qua perché adesso il Cume è ingordo, vuole il giro e Vuelta, vuole tutto il Cume. Vuole diventare Eddie Merckx, l'ho scritto nel primo video e così sarà. Grandissimo Kittel. Eccolo qua il Cume! Eccolo qua! Eccolo qua! 12 secondi, dai puttana, adesso mi fai una pompa gigante. Sì, cazzo! Versailles, Champs-Élysées. Veneziano vince il Tour de France. Appunti, vince il tedescone Dengbach. Montagna Sepulveda. E vinco anche il miglior giovane, ragazzi. Ragazzi, è un Cume incredibile, è un Cume devastante. Sono emozionato, raga, siamo campioni del Tour de France. Non ci voglio credere. In queste condizioni. Guarda che roba. Guarda che roba. E adesso andiamo. Risultati. Archivi. E me la voglio godere, eccolo qua. Ardit Marco, Tour de France primo. Sì, cazzo, madonna, ho strappato ai francesi il Tour. Andiamo a vedere le passate edizioni. Sono troppo emozionato, ragazzi, non sto capendo niente. Allora. Eccoci qua. Allora, la prima edizione va a vincere il buon From, ha vinto il Tour. Vabbè, la Vuelta, Nibali, Contador e From. Così per capire anche l'andamento, poi From ancora il Tour, From la Vuelta e Quintana al Giro, ma è pazzesco, sempre questi vincono nei primi anni From ancora il Tour. Ragazzi, ma From ha vinto 3 anni consecutivi. Oh, scusate un attimo. 3 anni consecutivi ha vinto From, non me lo ricordavo, pazzesco. From ha fatto veramente 3 stagioni mostruose. Quindi 3 stagioni consecutivi che Koning Leopold della Vuelta e Zaccari nel Giro, me lo ricordo. Nel 2018 finisce l'egemonia alla 4ª stagione di From, 3 successi al Tour e arriva Veneziano. E Quintana vince un altro Giro, complimenti a lui. Insomma anche la Vuelta io chiaramente non la posso fare perché sono distrutto. Raga, saluto il comandante veneziano, nel prossimo video chiudiamo con il Lombardia che ho vinto l'altro anno e prepariamo la prossima stagione che chiaramente ha come obiettivo principale sto fottutissimo giro e la Vuelta. Penso che farò giro e Vuelta e lascio il Tour a qualcun altro perché io l'ho vinto. Cioè, non posso fare un secondo anno perché chiaramente penso sia irripetibile una cosa del genere. Raga, saluto il comandante veneziano. Sappione! Ciao!